Dorme sepolto in campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fanno veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le Sono partito dalla Libia, da Tripoli, fino alla Sicilia. Abbiamo avuto alcuni problemi sul mare. Abbiamo visto le navi merci, pensiamo che sono per salvataggio. Quando siamo arrivati vicini da loro, hanno lasciato le cordi, e noi pensiamo che questi cordi servono per salire. Sì. E tutte le persone che sono nella barca hanno nuotato sul mare. Ho visto il mio amico quando è nuotato sul mare, ma anche io sono nuotato sul mare. Non so nuotare. Non lo so come ho fatto per arrivare fino alla corda. C'era qualcuno che sopra di me, anche lui è stanco, non poteva salire ancora, ha lasciato la corda e caduto su me. Ancora non lo so come sono tornato fino alla corda. Ho bevuto tanti acqua, ci sono tanti morti. Quante persone sono morte? Pensavo che ci sono tanti, presto 50 o più, non lo so. In quanti eravate quando siete partiti? 120 persone. Quanti siete arrivati in Sicilia? 70 o 60, 70 così. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, è morto in battaglia, ti porti la voce, chiede della vita ben campo una croce. Ma tu non l'hai visto, il tempo passava, con la stagione a passo di Giava, ed arrivasti a varcare la frontiera di un bel giorno di primavera. Qual è il tuo sogno che vorresti realizzare qua in Italia? La prima cosa che volevo avere la salute, perché ho problema della vista. Sì, non posso fare un lavoro fisico perché non vedo bene. Tu sei stato anche in Libia? Sono stato in Libia, sì. La vita in Libia è veramente difficile, perché quando sei straniero sei sempre nei problemi. Tu da dove vieni? Io vengo dal Niger. Sì. Quando finisci dal lavoro ti prendono, ti mettono nella prigione e ti dicono devi dare soldi, devi chiamare altri amici, devi chiamare anche il tuo paese, quando c'è qualcuno per mandare soldi e ti lasciano. Ma quando non hai nessuno è un problema. Ma io ho avuto... Cioè fammi capire, la polizia vi arrestava senza motivo? Senza motivo. E vi chiedeva soldi per lasciarvi liberi? Sì. La vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella diritta all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. Allora, hai scelto una canzone molto importante, probabilmente la canzone più famosa di Fabrizio De André, è La guerra di Piero. Tra l'altro complimenti perché l'hai imparata tutta bene a memoria in italiano. Sì. E non è facile. E perché hai scelto proprio questa canzone? Ho scelto questa canzone perché questa canzone parla della guerra, parla della pace, è molto profonda. Dice che nella guerra nessuno non mai vince, tutti perdono. Qual è invece il tuo messaggio che vorresti dare con questo video? Vorrei dire che in questo mondo
siamo tutti esseri umani, siamo tutti uguali. Non è che perché ho una altra colore che sei diverso. Dobbiamo essere tutti fratelli. Dorme sepolto in campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fanno veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. E ringrazio a tutti la popolazione dell'Italia e di Varese Ligure.